Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Mercato Batman Napoletano. Come state? Spero tutto bene. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. In questo video andiamo a intervistare un ragazzo sfegatato del Napoli, molto sfegatato del Napoli, autore di questo meraviglioso murales che vi ho fatto vedere anche nel video di sabato, se non mi sbaglio, e andiamo a fare qualche domanda del tipo della partita di ieri e del pronostico di Napoli-Sassuolo e Napoli-Parma. Allora, dici prima il tuo nome, come ti chiami? Antonio De Angelis. Tu sei stato autore di questo meraviglioso murales. Come ti è sembrato nel murales? Per me va benissimo, più che bene. Tu sei soddisfatto? Io sì, sono molto Questa è la soddisfatto. cosa più importante. Allora, dici come ti è sembrata la partita di ieri? Per me è stata una grandissima partita, ti dico proprio la sincera verità. Il Napoli ha fatto la sua parte, comunque abbiamo giocato con una squadra che sta prima in classifica, non ci dimentichiamo, la prima cosa più importante, che abbiamo un sacco di infortunati. Per me, più che ti devo dire, ci sono i fatti, si vedono. Il Napoli per me, lo dico napolitanamente, non ha rivali, per me. Non Io- perché sono di parte però, attenzione. Grazie, grazie. Ho detto le stesse cose nel video di ieri, del post partita. E mercoledì il Napoli rigioca, fa il recupero della 16ª giornata, Sì. essendo che è stato impegnato per la Supercoppa Italia, gioca contro il Parma. E faccio un tuo pronostico: chi segna e il risultato finale? Allora, per me se il Napoli gioca da Napoli, come abbiamo giocato ieri, per me il risultato sicuramente 2-0 per Napoli. Chi, McTominay e Rachmani. Guarda mar- che ti dico, marcatore molto, ma sì, molto 100-100 esatto. sul calcio d'angolo. Raccomani, colpo di testa. Ok, invece nella partita del weekend, nella partita di sabato alle 18 contro il Sassuolo, dici come hai fatto mo, il risultato finale e chi segna di entrambe le squadre. Sì. Purtroppo io vado sempre con Napoli, è una cosa normale, sono tifoso del Napoli, non posso dire, Altro. ma ci sta una vittoria, se ti devo dire il risultato esatto non lo so, però il Napoli vince, sicuramente. E magari un marcatore probabile, Io sono tifoso di McDonald's, non è per l'unico. me è lui. Lui, doppietta, magari Non tripletta. lo so, non mi voglio sbilanciare, per me McDonald's sicuramente. Grazie, Poi grazie. magari 2, 3, 4, 5, non lo so, Speriamo. però sicuramente McDonald's fa la sua differenza. Va Grazie, bene? grazie di questa Grazie a te, intervista. Ci grazie a vediamo in te. un prossimo video, ragazzi. Mi raccomando, commentate, iscrivetevi al canale e lasciate E un bel like. seguiteci. Ciao, giù e seguitelo anche su TikTok. Si chiama De Angelis Antonio e vi lascio il link del suo profilo TikTok qui sotto in descrizione. Ciao, giù. Ciao, aggiù. Ciao.